il programma è vario, ovviamente non ci sono gli eventi che caratterizzavano questa mostra negli anni passati, per ovvi motivi perché a livello organizzativo non si riusciva, però gli eventi culinari ci sono tutti, se voi guardate sul nostro sito abbiamo tutto il programma, un programma ricchissimo, quindi quello che voglio dire a tutti quanti i vostri ascoltatori è di passare qua a Corso Martino, vedrete che non ve ne pentirete. E dal punto di vista delle norme Covid, una persona che magari non è mai venuta a Corso San Martino, come si deve l'organizzazione interna proprio, come funziona? Allora, l'anno scorso ci hanno detto che abbiamo fatto scuola, quest'anno ci dobbiamo ripetere ancora, quindi non si abbassa la guardia come ho detto prima. È gradita la prenotazione, proprio sul link abbiamo fatto proprio tutto, è specificato bene come si può fare per prenotare, dove non si arriva direttamente, si arriva con un numero telefonico. In ogni caso, avendo un po' di più capienza, se il passante si ferma e il posto c'è, ben venga all'interno dei nostri locali. Anche quest'anno Luca Zaia c'era a Corso San Martino. Cosa significa per lei avere il governatore e quindi la regione che appoggia questa manifestazione storica? Sicuramente avere il governatore qui è una garanzia, è un punto fermo. Guardavo prima sui quadri, il governatore è arrivato qua la prima volta nel 98 e dal 98 è sempre venuto qua a Corso San Martino e vedo che ogni volta quando viene chiamato risponde sempre presente e questo a noi dà un grandissimo piacere. È un riconoscimento al mondo del volontariato, sono qui col presidente Luciano Stival che rappresenta la Proloco con tutti i ragazzi, tutti i giovani, che è un po' una costante nei territori del Veneto e dall'altro essere qui vuol dire anche riconoscere il sacrificio di un'agricoltura che è eroica, che è quella delle rive, come diciamo noi, che è quella dei vigneti non meccanizzabili, che è quella che non viene mai descritta poi da chi vuole magari screditarci a livello nazionale ed è esattamente questo quello che vogliamo significare oggi. 2 anni fa il riconoscimento UNESCO. Cosa sta facendo la regione? Quali sono i prossimi progetti e gli obiettivi futuri sul turismo? La regione finanzia l'associazione che quindi fa le attività e addirittura d'arrivo il nostro Santiago di Compostela del percorso dell'umanità come lo chiamo io, sono quasi 50 km da Valdobbiadene a Vittorio Veneto, tutti in cresta, tutti tra i vigneti, nei boschi eccetera. Poi tutta una serie di attività tra le quali quella principale che è fare il piano di gestione perché a Parigi si aspettano, secondo una scadenza prestabilita, il piano di gestione di tutta l'area dell'UNESCO. Dovete pensare che il patrimonio dell'umanità la considera un'area museale di patrimonio mondiale dove noi presentiamo un piano di gestione, cioè un percorso nel quale diciamo come intendiamo gestire il rapporto uomo-territorio. Ultima domanda, questa mostra come tante rappresenta il territorio, rappresenta i piccoli produttori, rappresenta spesso aziende familiari. Cosa vuole dire? Adesso siamo ormai a metà della stagione, un augurio che vuole fare a questi agricoltori eroici che come dice lei si spaccano la schiena tutto l'anno? Sì, questa agricoltura eroica, l'augurio è che possano risolvere i loro problemi, che si possa uscire da questo Covid e che comunque possano continuare a lavorare queste colline che hanno reso stupende. Con il sindaco Mattia Perencin a questa 65esima edizione della mostra di Col San Martino, cosa significa per il comune essere qui e sostenere un'associazione che valorizza il territorio e valorizza i produttori? 65 anni non sono pochi, ricordiamo che questa è la mostra più vecchia e storica di tutto il Conegliano Valdobbiadene, quindi è sicuramente un vanto e un punto d'orgoglio per il nostro comune, ma per l'intero territorio inaugurare oggi, nonostante il periodo di difficoltà che ha così portato più avanti l'inaugurazione, perché questa di solito si fa nel periodo di marzo, però insomma oggi anche la presenza delle numerose autorità, ma soprattutto del numeroso pubblico che ha voluto non perdersi questa inaugurazione, è un segnale di ripartenza e positivo per un'intera area e soprattutto per l'intero Conegliano Valdobbiadene. All'inizio della manifestazione sono state ringraziate 2 persone, una persona che purtroppo è scomparsa, che era un volontario che era l'anima di questa associazione e la seconda persona ha ricevuto il premio Giotto e che anche lui vi ha dato una mano molto importante una decina di anni fa. Vuole parlarci di queste 2 persone? Allora, la prima persona che è venuta a mancare è il nostro Meroto Ettore, era responsabile della cucina, mastro spiedista, quintali di spiedo nel suo attivo. Purtroppo una malattia se l'ha portato via, ma la mancanza, come ho detto prima, si fa sentire perché lui era sempre qua nei locali, quindi era un punto di riferimento per tutto, per clienti, per fornitori, qualsiasi persona che mi chiedeva mi diceva ok, mi arrangio con Ettore. Purtroppo non c'è più e
e adesso dobbiamo correre noi. E non è una bugia quello che ho detto prima, entrando nei locali, in qualsiasi giorno, in qualsiasi ora, quando c'era qua lui, i locali erano sempre puliti. Adesso purtroppo noi non possiamo essere presenti come c'era lui e si vede, purtroppo si vede. Il premio è dedicato a Enrico Giotto, è un altro nostro collaboratore, è un consigliere della Proloco storico, purtroppo è venuto a mancare lavorando nella vigna, e a lui è stato attribuito questo premio, il premio Enrico Giotto, che si dà al vino della tradizione. Il vino della tradizione viene selezionato nei vini della tradizione di Col San Martino e valutato dai consiglieri della Proloco di Col San Martino. Quest'anno il premio è andato a una persona a me molto cara, una persona che conosco da una vita, a una persona, come ho detto anche prima, che in altri tempi ha dovuto mettere mano al portafoglio per salvare un po' quel che erano le sorti della Proloco. Quindi tra l'altro era anche il vecchio tesoriere, una persona corretta, come ho detto anche prima, 20 giorni fa, un mese fa, è entrato nei locali richiedendo la tessera del Proloco.